Parte da fonte la rivolta dei comuni contro la prefettura per i profughi imposti. Chiara l'irritazione da parte di tutti i sindaci e cittadini dell'Asolano, ma anche del Montebellunese e della Castellana, dopo l'ultima risposta ricevuta dal sindaco Massimo Tondi. La risposta di una persona che ha un dovere da compiere, lei è un dipendente, è un funzionario del Ministero dell'Interno, il Comune ovviamente non ha voce in capitolo di questo, può far sentire la propria voce, ma è solo qualcosa che lei può ascoltare, ma... Alla fine comanda lo Stato, quindi la prefettura, che deve pur collocare 228 profughi da qualche parte, e il convento di Onè è la struttura già rodata con i 40 già ospitati nei mesi scorsi, una tesi che proprio non va giù alla popolazione dentro e fuori dal municipio, ma anche ai tanti sindaci presenti in segno sia di solidarietà a fonte che di avvertimento al prefetto. Dice che dobbiamo prepararci, che sarà il mondo che abbiamo conosciuto fino a pochi anni fa, è un mondo che è scomparso, che il futuro, purtroppo, piaccia o non piaccia, usare questo linguaggio, sarà quello che vi ho descritto, cioè con persone che arriveranno sempre più numerose e che in qualche modo bisogna dare accoglienza. E da qui in poi è montata la protesta. È un problema che interessa tutto il territorio, questo è un concetto importante. Io Serusino non ne ho e non intendo averne. E quindi il no deve essere fortissimo e irrevocabile. All'orizzonte potrebbe prospettarsi la protesta come quella dell'estate scorsa delle palazzine tra Quinto e Paese. Appunto hanno fatto marcia indietro, quindi la chiave della soluzione sta ai cittadini. Tante le proposte per fermare quella che è stata descritta come l'invasione legalizzata, con il sindaco pronto alla colletta popolare per pagare le suore, pur di evitare l'effetto ex Zanusso, col ministero che requisisce l'immobile. Potrebbero anche vedere